Per celebrare il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, scendono in campo tutte le istituzioni e le scuole sono sempre in primo piano. L'Istituto Comprensivo 2 Sora ha organizzato all'interno di tutti i plessi di appartenenza un incontro di sensibilizzazione sull'argomento con una testimonial d'eccezione, Maria Tuzzi, figlia di Santino, il brigadiere dei Carabinieri di Arce, che denunciò la presenza di Serena Mollicone in caserma il giorno della sua scomparsa. Quest'anno abbiamo l'onore e il piacere di ospitare qui da noi la signora Maria Tuzzi, che parlerà ai giovani proprio di quello che è stato un tristissimo momento della nostra storia, perché parliamo molto spesso ai ragazzi di questa giovane ragazza. Serena Mollicone era una ragazza come loro che frequentava la scuola di Sora, del nostro territorio, quindi a partire da questo speriamo che il messaggio possa arrivare ancora più forte e chiaro. È una giornata importante per ricordare tutte le donne che sono state vittime di violenza. È giusto, io in questa giornata sono in questa scuola a parlare di violenza, in maniera particolare di Serena Mollicone. È giusto che si parte dall'inizio, dai giovani, per cambiare, per avere dei cambiamenti in un futuro. Serena ha bisogno di giustizia, esattamente come mio padre ha bisogno di giustizia. Abbiamo tutti bisogno di giustizia. Da quando non c'è più Guglielmo Mollicone, tutti noi, tutta la società ha bisogno di giustizia e di sapere la verità. Noi siamo qui per andare avanti, per arrivare a capire cosa è successo, per avere giustizia, perché chi ha sbagliato deve pagare. Io ai giovani chiedo di seguire l'esempio di Serena, di avere coraggio e di denunciare sempre le cose brutte, le cose spiacevoli, le violenze, qualsiasi cosa ci sia da denunciare. Coinvolgere le nuove generazioni in appuntamenti così importanti è fondamentale, perché sono loro che saranno il nostro futuro. Come ogni anno l'Istituto Comprensivo 2 di Sora ricorda e commemora questa giornata importantissima contro la violenza sulle donne. I ragazzi vengono sensibilizzati a questo tema, soprattutto ricordando, a partire anzi dal ricordo delle troppe vittime femminili che il nostro territorio ricorda, che abbiamo purtroppo avuto, e quindi pensiamo a nome della dirigente e tutto il corpo docente che sia importantissimo che questi giovani riflettano sull'importanza di combattere qualsiasi forma di violenza. I ragazzi sono sempre sensibilizzati sul tema della violenza in genere, che purtroppo caratterizza troppo il nostro mondo e la nostra società attuale, la ricordano sotto ogni forma, partire dal bullismo, dal cyberbullismo, la violenza sui minori, e purtroppo il 25 novembre parliamo insomma della violenza contro la donna, e speriamo che questo nostro lavoro costante, come una goccia che scava la roccia, prima o poi porterà veramente ad un mondo e ad una società migliore.